Buongiorno amiche e amici di 7 in punto, oggi mercoledì 28 novembre, non è tanto un buon giorno perché imperversa il maltempo, questa perturbazione annunciata ormai da giorni, insomma si sta scatenando nelle nostre regioni e ha portato addirittura anche neve a quote non troppo alte, ma del resto questo è l'autunno. Noi cerchiamo di portare un po' di luce, un po' di sole con gli argomenti che tratteremo questa mattina. Fortunatamente sono argomenti che non hanno a che fare con situazioni particolarmente drammatiche, crudeli, anzi hanno a che fare con aspetti estremamente positivi della nostra quotidianità, perché lo vedete sopra le nostre teste. Abbiamo voluto intitolare questa prima parte con il nostro primo graditissimo ospite di questa mattinata insieme Educare Fido, in maniera un po' generica, perché magari a qualcuno può risultare un po' stucchevole chiamare Fido il nostro amico a quattro zampe. Parliamo del cane, ma parliamo in particolare di educare il cane, e come vedremo e come probabilmente molti di voi hanno già avuto modo di verificare sulla propria pelle, in base alla propria esperienza, ma anche seguendo varie trasmissioni, i primi a dover essere educati siamo noi padroni, prima di rapportarci con il nostro cane. Ma chi meglio del nostro ospite di questa mattina può raccontarci questi particolari? Una persona che da oltre 50 anni si occupa di istruire, educare i cani e non solo i cani. Per questo diamo il benvenuto e lo ringraziamo di essere con noi ad Antonio Bellò, istruttore cinofilo. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Vedremo poi che Antonio Bellò ha un'attività che si esprime anche attraverso delle forme veramente poetiche, è il caso di dirlo. Avremo modo anche di sviluppare questa sua incredibile, grandissima passione che testimonia anche la grande sensibilità di quest'uomo. Ovviamente ad Antonio Bellò la prima questione che poniamo è: essere istruttore cinofilo non è molto semplice, perché bisogna anzitutto curare l'istruzione del rapporto fra il nostro amico a quattro zampe e noi. La cosa più importante è essere un po' cani. Se non si è un po' cani non si riesce ad addestrare, perché è sempre il cane che mi dice, è sempre il mio amico che mi dice come deve essere addestrato. Io guardandolo con i suoi atteggiamenti riesco a scoprire come arrivare a lui, perché se non arrivo a lui, se non arrivo al suo cuore, se non arrivo ad affezionarmi a lui, non posso costruire niente. Senza amore non si costruisce. Ed è stupendo, perché quando riesci a costruire su un animale che la natura le ha donato delle doti eccezionali, meravigliose, ma che se vivesse in natura, la natura li insegnerebbe a vivere. I lupi che vivono in branco, i leoni, non sono tutti acciaccati, sono tutti sanissimi. Vuol dire che sono delle regole che rispettano profondamente. Inseriti nell'ambiente umano, l'umano non è tanto preparato, non è tanto preparato a questa comunicazione con l'animale, a questo rispetto verso il cane, perché tante volte viene usato come oggetto, ma il cane non è un oggetto, è un amico. Senta, noi viviamo in una società in cui, insomma, è inutile nascondercelo, per la frenesia, per la nostra quotidianità in cui non abbiamo neanche più tempo per parlarci tra marito e moglie, tra padre, madre e figli. Tante volte si rischia di scaricare le proprie nevrosi, i propri stress proprio sul cane, che poveretto è quanto mai creatura sensibile e che assorbe quasi come una spugna tutte quelle che sono le nostre deficienze. Ecco. Lui assorbe tutto di noi, perché lui non ha la televisione da guardare, non ha il computer, non ha il telefonino, non ha i libri da leggere. Beato lui, per un certo lui punto di vista. legge la vita sull'ambiente e su di noi e ci osserva. Quando ero nella Guardia di Finanza, 20 cani neofiti e 20 finanzieri neofiti, dopo 2 mesi i cani erano la fotocopia del conduttore, il cane è la fotocopia della famiglia. Noi facciamo tanti di quegli errori madornali, gli vogliamo bene, ma proprio nel bene che li vogliamo commettiamo errori, perché non ci comportiamo secondo i suoi canali. Mamma mia. Voglio così, io ho scritto anche un sacco di tante poesie sui cani, ma questa prima di così all'inizio voglio dirla, no? Lui lo accarezza con la mano
E lui devotamente risponde, accarezzandolo col cuore e con lo sguardo. E insieme camminano compagni nella vita, perché il cane è un mio compagno. Molto bella, questo ci come dire, offre uno spunto che poi approfondiremo con Antonio Bellò a proposito della sua passione per la poesia, e crediamo che insomma i cani, lo stesso Shakespeare, addirittura qualcuno dice che si ispirasse, se non andiamo errati, adesso non vogliamo esprimere citazioni magari fuori luogo, addirittura all'espressione languida degli occhi dei Basset Hound, addirittura dicevano, insomma, questi cani che hanno questo sguardo incredibile, ma effettivamente il cane veramente, qualcuno ha detto, è l'autentico maestro zen, cioè sa cogliere ogni momento della sua vita perché sa che un attimo dopo potrebbe non esserci più. Cioè è vero che i cani non hanno la consapevolezza, però dentro di loro hanno questo sesto, settimo, ottavo senso, che dir si voglia, per cui fa loro godere l'istante che stanno vivendo, perché per il resto della loro vita non sanno che fine potrebbero fare. O ci sbagliamo? No, ha perfettamente ragione. Io ho tanti di quegli aneddoti, tanti di quei particolari, perché in 53 anni di cinofilia, di rapporto con l'animale, ho avuto tantissimi cani e mi hanno insegnato tantissime cose. Io dico che il cane è il mio maestro di vita. Delle cose meravigliose ho avuto con lui nei vari servizi che ho fatto, anche per la Guardia di Finanza, quando ero al confine a cercare i contrabbandieri, oppure nei servizi antidroga, in tanti altri servizi che ho fatto, o nella protezione civile, o con i cani guida, che adesso da 10 anni lavoro con i cani guida per i non vedenti, che sono una cosa stupenda. Sì, è incredibile, addirittura ci raccontavano delle situazioni, per esempio a Venezia con i vari ponti, cioè i cani addirittura che si mettono davanti al padrone di traverso per indicare gradino dopo gradino come salire per accedere ai vari ponti, cioè situazioni veramente incredibili. Nei nostri progetti di addestramento dei cani guida facciamo una giornata a Venezia. Mamma mia. Per insegnargli come comportarsi a Venezia. Sì, che è una città già difficile per noi bipedi, insomma. Sì. Per i cani diventa insomma una missione assoluta. C'è proprio questo senso della missione del cane, vediamo. Cioè il cane non è vero che non svolga un lavoro, lo svolge come, ma non secondo, come dire, il modo di pensare dell'uomo, lo svolge forse in maniera molto più sottile, proprio grazie ad una sensibilità, quando a un certo punto si dice quello è un cane, per indicare una persona che magari, non so, è pessima nel fare le cose, dobbiamo rivedere completamente questo modo di dire, perché proprio siamo completamente fuori strada, anzi sarebbero i cani dovrebbero dire sei proprio un uomo, quando magari non si comporta bene qualcuno della loro razza o specie. Ad Antonio Bellò volevamo chiedere questo: c'è una particolare specie, o è più giusto dire razza? Ma diciamo specie, che è meglio. Specie che l'ha messa maggiormente in difficoltà, cioè dal punto di vista dell'apprendimento magari sono meno ricettivi, o in generale il cane, se riesci ad entrare in sintonia con lui, che sia un pastore tedesco, che sia un Rottweiler, che sia un Labrador o qualunque tipo di cane. O un meticcio, che è la stessa Bravissimo. cosa. Ecco, lei ha citato i meticci, ci tocca... Perché io sono innamorato dei meticci. A chi lo dici? Mia nipotina Sara ha raccolto un cumulo di immondizie, un bastardino di 2 mesi, e adesso ha 9 anni e vive da noi, e lo abbiamo chiamato Biagio, come quello dei cartoni animati, sì. Ed è una meraviglia. Perciò anche i bastardini, per esempio nella protezione civile vengono usati tantissimi cani meticci, e tante volte nelle famiglie io consiglio. Tante volte quando mi vengono a chiedere un cane, ma voglio un cane, e ora faccio un po' l'analisi della famiglia, no? Sì. Perché questo è importante, e gli dico dove abitate, che esperienza avete coi cani, quanto tempo avete da dedicarli, e magari, ma non ci interessa il cane di razza, il cane puro, il cane... Va bene, un buon bastardino, un buon meticcio, va da Dio. Allora, ogni razza ha una sua caratteristica di razza. Se lei mi prende lo Schnauzer, ha una sua caratteristica, il Doberman, il Rottweiler, lo Schnauzer, il Boxer. Ognuna ha una sua, e ognuna ha una sua componente
di apprendimento. Allora, se lei mi prende un cane tipo Samoyedo, i cani da slitta, il Siberian Husky, l'apprendimento, il contatto con l'uomo, loro sono più indipendenti ed è più difficile per l'addestratore entrare in sintonia con queste razze, mentre è facilissimo entrare in sintonia con un pastore tedesco, ma anche con i Labrador, con un Doberman. Anche il Doberman è un cane che magari si parla, dice, a una certa età diventa matto, ma sono tutte stupidaggini da osteria. Sì, questo discorso dello schiacciamento della scatola cranica. Non è possibile, no. Però è un cane, per esempio, che si affeziona molto molto all'uomo, è un cane dipendente dall'uomo. Allora per quello, essendo tanto dipendente dall'uomo, qualche volta... Tante volte l'uomo gli trasmette tutte le sue incertezze, le sue paure, le sue fobie e il cane poi tende a difenderlo. Ecco perché succede questi casi di aggressività sui cani, perché proprio la morbosità da parte del padrone è riversata sul cane, che questa è una cosa tremenda. Questo ce l'ha anche il Rottweiler. Il Rottweiler è un cane particolare che io lo conosco molto bene. Io ho avuto pastori, Doberman, boxer a casa mia. Ho anche, adesso ho una femmina di Rottweiler. Le posso recitare una poesia su Rottweiler? Ben volentieri, anche perché il Rottweiler, come dire, già come aspetto si presenta in maniera minacciosa quando mi hanno detto che, sono dei cuccioloni, ma tutti i cani, insomma, comunque lasciamo la parola ad Antonio Bellò perché dopo vorremmo approfondire anche questo aspetto dell'aggressività dei cani, perché insomma questi titoli sparati nelle prime pagine, cane azzanna una bambina, la sfigura a morsi in faccia, dopo vediamo. Comunque, prego Antonio. Caracollante nelle sue 4 zampe, corrugata la fronte, lo sguardo assorto e dubbioso come il mio, quando cerco di sondare e scrutare il mio essere. Lui non gode di buona fama. Fra tutti i cani non è certo quello che più incute rispetto, ma se gli occhi del mio cuore sanno leggere nei suoi gesti il bisogno delle mie carezze, il desiderio di starmi accanto, fra tutti i cani lo scelgo perché viva al mio fianco. Silenzioso sta per ore e ore, meditando forse sul tempo che fugge, e mai la noia lo assale. Lui è un Rottweiler. Bellissimo. Complimenti ad Antonio Bellò, insomma, meriterebbe un applauso ideale anche da casa, glielo rivolgiamo perché crediamo che abbia sottolineato il nostro ospite anche quello che, insomma, reputiamo un aspetto peculiare del cane, cioè la sua capacità di questa comunicazione non verbale, cioè non gli servono le parole a un cane, no. Non servono le parole a un cane per farsi capire, perché caspita, come si sa far capire un cane, noi umani raramente ci riusciamo. Ecco, per capire il cane io uso questa tecnica. Quando mi avvicino a un cane, butto via tutti i miei 53 anni di esperienza, come un neofita, perché se io ho gli occhi limpidi riesco a vedere i suoi atteggiamenti. Se metto avanti la mia esperienza non vedo niente, perché faccio paragoni. Devo essere completamente neutro. È un ricominciare ogni volta. Ogni volta. E ogni volta è un'emozione nuova quando ci si avvicina a un animale. E io tutte le volte che mi avvicino a un cane, non ha importanza la razza meticcio, Doberman, parto come fosse la prima volta che addestro un cane. Perché allora tra me e lui c'è intesa. Tante volte, tanti casi che ho avuto, che magari hanno provato altri e non sono riusciti, ma io ho aspettato che sia il cane che faccia il primo passo verso di me. Lo osservavo e basta. No, insomma, è un approccio giustissimo. Poi ricordiamoci sempre, tanto per come dire, comunicare il bon ton di chi approccia un cane, ricordiamo sempre la mano, porgerla vicino al naso per fargli anzitutto annusare il proprio odore, ricordiamolo, mai proporsi la prima volta a un cane per provare ad accarezzargli la testa, perché no, il gesto, poi il campo visivo suo vede questa mano che praticamente occupa tutto lo spazio, dicono, adesso ad Antonio Bellò chiediamo conferma. Perché il gesto da sopra? Perché una mano così è sempre il gesto di costrizione. Il gesto così, magari senza volerlo, il padrone gli ha dato uno schiaffo in testa. La mano sotto è quella di porgere il cibo.
E quella è importante. E l'annusare che ha il cane perché gli odori nel cane, il mondo del cane è il mondo del naso, mentre il nostro è il mondo degli occhi. E lui nell'annusare già stabilisce un rapporto con l'uomo. Sente già se l'uomo ha paura, se l'uomo vuol bene al cane, sente una molteplicità di cose. Mamma mia, hanno una sensibilità che è incredibile. E poi sentono anche, purtroppo, se la persona ha paura anche dei cani. È un fatto di adrenalina. Se io ho fatto degli esperimenti, messo 10 persone che guardano il cielo, tutte quante guardano il cielo. Un cane lo porti dentro, le annusa tutte, si ferma davanti a quello che ha paura. Perché c'è una sudorazione diversa, un'emanazione dell'odore diverso che lui lo percepisce, che quello ha paura. È un problema grosso anche dei cani in città, è che il 90% del proprietario che gli dice al passante mordilo, proprio col suo atteggiamento, quando è sospettoso, quando vede una persona che arriva e cambia marciapiede, o prende il guinzaglio e lo mette in tensione. Al cane cosa gli dice? Che messaggi gli manda? Gli manda i messaggi e dirgli sta attento che c'è un pericolo. Sta attento che c'è un pericolo. Sì, sì. No, è una situazione tipica, cioè tante volte il cane al guinzaglio del padrone esprime magari un'aggressività, basta scioglierlo dal guinzaglio e diventa un agnellino nei confronti delle persone o dei cani, insomma. È una questione, ma non di psicologia, anche di buon senso, solo che al giorno d'oggi sembra che siamo incapaci di buon senso. Ovviamente le parole di Antonio Bellò crediamo siano importanti proprio per capire come atteggiarci. Al nostro ospite chiediamo questo, sta un po' diventando di moda lo psicologo per cani. Vabbè, c'è una trasmissione televisiva importata dagli Stati Uniti che viene trasmessa da un canale satellitare che illustra l'attività di questa persona che va in queste famiglie, ma si assiste a situazioni che sembrano paradossali, cioè ci sono famiglie che sono succubi dei loro cani. Cioè addirittura non riescono più, i cani che si stravaccano sul letto, scusi il termine, senza che loro dica niente, quando il cane deve comunque essere confinato nel proprio spazio. Quando dicono il cane deve rimanere comunque un cane, anche se fa parte della famiglia, non è che possa venire a dormire fra il marito e la moglie, o ci sbagliamo anche qui? Io sul psicologo del cane sono un po' scettico. Sì. Sono un po' scettico perché... Roba da americani, insomma. No, non si può dare per televisione così dell'addestramento buttato là, perché l'addestramento è un'arte. Enrico Fromm lo diceva, tutte le esperienze sono arti e per arti bisogna praticarle. E allora quando tu dici a uno che non ha esperienza per cani e vede determinate situazioni per televisione, e poi ci prova e fa danni sull'animale. Ecco, per questo sono per me non sono nocive quelle trasmissioni, senza denigrare chi le fa o chi non le fa, ma l'addestramento ha tutta un'altra cosa, perché giustamente deve essere psicologo del cane, chi crea il cane deve essere un etologo, deve essere... Se lei va a prendere i libri famosi sull'addestramento, li vede che proprio parlano di comportamento, di genetica, Lawrence, Trummel e tanti altri. E quelli però sono vissuti una vita. Sì, Trummel è vissuto anni e anni e anni in Australia assieme ai dingo per vederne il comportamento. Lo stesso lo ha fatto Lawrence, con i lupi o con le oche. Perciò buttar là così, le correzioni buttate là così. Poi io ho visto qualche trasmissione, ho visto sistemi molto coercitivi, sì. E poi fatti dall'addestratore, che non è in rapporto col cane. Esattamente, sì. È comunque un estraneo, insomma. È un estraneo, perché prima di fare qualsiasi correzione devi creare rapporto affettivo. Io non posso correggere se non ho creato prima un rapporto affettivo, perché l'animale deve fidarsi di me. Sì. E poi un'altra cosa è la neutralità di comportamento. Quella fondamentale. Allora, nell'addestramento, se uno non è neutrale, punisce. Sì. Se invece è naturale, no, perché è sempre un'azione che produce un'altra azione.
Molto interessante. Ci fermiamo un momento con Antonio Bellò, gli chiediamo scusa perché dobbiamo lasciare spazio ad alcuni suggerimenti commerciali. Rimanete con noi, c'è ancora spazio tra pochissimo anche per approfondire questa vocazione alla poesia del nostro gradito ospite. A tra poco. Ben ritrovati, secondo momento di 7 in punto anche per questa giornata di mercoledì 28 novembre. Lo ribadiamo, siamo in piacevole compagnia con Antonio Bellò, istruttore cinefilo. Insomma, ce ne sarebbe da parlare per ore e ore. Tanti sono gli argomenti a proposito dei cani, ma al nostro ospite rivolgiamo anzitutto una questione che crediamo stia a cuore a molti che ci ascoltano. Quante volte sentiamo la cronaca riportare fatti come quello recente di un Rottweiler che ha azzannato una bambina addirittura al volto sfigurandola? In quei casi che cosa succede? Ma un cane che arriva a fare questo, il cane, Rottweiler o Pastore o Doberman, o anche, non ha importanza la razza, perché lo può fare qualsiasi cane un gesto del genere. E il fatto è che è sempre un cane che ha delle forme di paura. È un cane che non è a posto completamente di nervi, non è saldo di nervi nel suo comportamento e la famiglia non se n'è mai accorta. Questo è il problema grosso dei proprietari di cani che non conoscono il proprio cane. Allora quel cane in precedenza o si è irrigidito davanti alla bambina, non ha fatto niente, ma si era solo irrigidito. Altre volte l'ha guardata in un modo strano, altre volte ha rizzato la coda, altre volte... I segnali ci sono stati. Quel momento lì che ha avuto quella reazione non c'entra niente, adesso mi dispiace dire quello che gli altri hanno detto cose diverse, quello dell'Ecaleca, un cane che se io ho un boccone in mano la prima roba mi porta via il boccone e va a mangiarsela per i fatti suoi, non mi aggredisce, magari torna dopo ad aggredirmi, ma in quel momento non mi aggredisce. Se ha aggredito la bambina, allora tanto la bambina è piccola e magari era accovacciata, magari la bambina l'ha guardato in un modo strano, magari la bambina aveva paura e se la bambina aveva paura ha scatenato l'aggressività, perché la paura scatena sempre aggressività. L'aggressività anche nell'uomo è dettata dalla paura. E questo è il guaio grosso, che io continuo a parlare alla gente che viene da me. Io non allevo a destro solo. E gli dico, quando andate a prendere un cane, dovete prendere un cane che è a postissimo, vi faccio anche dei test, e deve essere a posto di carattere al 100%. Ci sono delle razze che sono particolarmente... Il Rottweiler, sebbene che è un cane stupendo, che ho il cane a casa, che le ho dedicato una poesia, ma è un cane che tendenzialmente è pauroso. Ha delle forme di... È assurdo, uno dice, ma no, non è vero, è un leone. Questione, no, non è vero. Penso, io sono stato uno dei primi in Italia che ha importato i Rottweiler dalla Germania, perciò sono conoscitore della razza abbastanza profondamente, anche perché li osservo molto. Ed è un cane che i tempi di reazione sono diversi da quelli del lupoide. Le situazioni non le legge subito. E allora tutte queste situazioni hanno portato all'aggressività. Hai capito? Ha dei tempi, sì. E perciò... la popolazione che andrebbe informata, ma nella verità però, nella realtà, fatta da esperti. Sì, soprattutto chi si prende in caso un cane deve imparare ad osservarlo, insomma appunto non pensare che sia un soprammobile, cioè è una creatura che ha le proprie emozioni, le proprie sensazioni, le proprie reazioni, per cui giustamente Antonio Bellò dice impariamo a conoscere il nostro cane. Noi vorremmo approfondire, dopo questa chiarificazione che insomma pensiamo sia stata illuminante, vorremmo chiedere ad Antonio Bellò, visto che oltretutto ci ha fatto il grande piacere di portarci 2 dei tanti volumi che ha realizzato, parlare con Antonio Bellò della sua passione per la poesia. Come l'è nata? I cani hanno avuto un ruolo in qualche modo? Ma diremo che i cani hanno avuto un ruolo perché il cane gli piace star solo, io sono un chiacchierone ma mi piace star solo. Mi piace da ascoltare, mi piace osservare, mi piace ascoltare. E la poesia diremmo che è nata fin da ragazzo, ce l'avevo dentro. Tante volte, come tutti i ragazzi, giocavo, combinavo marachelle qua e là, ma qualche volta dovevo isolarmi.
e buttare sulla carta una sensazione. E poi buttando sulla carta la sensazione oggi, domani, dopodomani, piano piano questa passione entra in te. Ecco, la poesia entra in me in questo modo. La poesia in me è in tutto, è nella vita, è nelle piante, nei fiori, nelle rose, negli esseri umani, in me. Guardami, sono una rosa, è tutto qui. E adesso sono un uomo fortunato perché ho la possibilità di andare per le scuole a parlare di poesia da esterno. E ai ragazzi delle scuole gli vado a dire come scoprire la poesia dentro di loro, dalla quinta elementare al liceo. Come scoprire la poesia dentro di loro? Gli parlo dell'unicità dell'essere, dell'arte dell'ascoltare. Sulla pagina più importante del vostro diario scrivete questo: l'ascolto sia il mio maestro. Voi siete quello che osservate, voi siete quello che ascoltate. E gli spiego il perché è importante l'ascolto. Di tenere la finestra aperta del cuore, che hanno tutto dentro di sé. Mamma mia. Di come alimentare il cervello. È una bella sfida quella che lei lancia, una sfida provocazione, ma in senso buono, in tempi in cui, perdonateci adesso, non per criminalizzare i momenti che stiamo vivendo, ma insomma sembra quasi che i nostri ragazzi parlino soltanto la lingua dei computer. Guardi, i ragazzi sono stupendi. Io parlo a 50 ragazzi, seduti su una sedia, stanno lì a 2 ore ad ascoltarmi. E nei miei libri ci sono sempre lettere che io scrivo ai ragazzi e lettere che scrivono a me. E poi un'altra cosa che dico ai ragazzi: io non sono un poeta, perché io sono contro tutti i titoli. Io sono un cantore del mio animo e voi potete essere i cantori del vostro animo. Ci sono i grandi poeti, i grandi scrittori, i grandi musicisti, i grandi calciatori, ma sono nati così. La natura le ha fatto un dono. Guai se non usufruisco di questo dono che la natura le ha elargito, che le ha donato, senza meriti. Ma voi dovete mettere sulla carta qualcosa, voi dovete scoprire quella nuvoletta in cielo, o quel raggio di sole che filtra tra gli alberi, o quella lacrima su un volto, o quella persona anziana che fatica a camminare. Voi dovete scoprirlo, non perché ve l'hanno detto un altro, voi dovete scoprirlo. Ecco, questo vado a dirgli ai ragazzi, oltre che parlare di poesia, perché la poesia la fa l'insegnante. Io parlo di poesia sulle emozioni, sulla poesia della scoperta, sulla poesia di intuire, sulla poesia dell'osservare. Di questo gli vado a parlare ai ragazzi. E mi tengo molto molto fortunato perché mi porto via, ogni volta che vado mi arricchisco sempre di più. Crediamo. No, ma sai, in tempi di un po' di inaridimento anche delle relazioni all'interno di una comunità, adesso si fa fatica a conoscere il vicino di appartamento, insomma, è un modo anche per saper ritrovare anche, crediamo, un certo spirito nel proporsi agli altri, nel magari rivolgere un sorriso anche a una persona che non si conosce, perché insomma siamo tutti imbronciati, sembriamo tutti arrabbiati, nella nostra quotidianità non pensiamo altro che a correre, a stressarci. Dicono che tra poco sarà un'umanità di sole persone anziane, ma di questo passo molti di noi non arriveranno neanche oltre una certa soglia anagrafica, perché qualcuno pensa che o gli scoppierà il cuore o gli scoppierà qualche altro organo, nel senso che a forza di provarlo, di sottoporlo a tensione, e per questo tutto quello che lei ci ha detto crediamo che sia una grande lezione di cui fare tesoro. Per cui vogliamo ricordare, chiediamo anche ai colleghi della regia di inquadrare questi 2 volumi che ci ha portato. Grazie. Le faccio vedere una cosa. Questo è il 6° libro che pubblico e qui ci sono gli acquarelli. Ah, belli. Nella prima parte ci sono gli acquarelli dei bambini di Albignasego sulle mie poesie. L'insegnante le ha dato una poesia e loro hanno fatto un acquarello. Facciamolo vedere, guardi, ecco, grazie al qui c'è collega la Oscar poesia Civiero. sul cane. Bellissimo. Guardi. Bellissimo. Guardi. Ci sono le farfalle. Guardi. Stupendo. Un albero. Guardi. Bellissimo, ci sono dei colori anche stupendi. Adesso e i da ragazzi casa stupendi sulle mie poesie. Dovreste comunque riuscire a goderli. Questo qui è molto particolare perché parlo
degli incidenti stradali. Era solo un uomo. Era solo un uomo. Se vuol leggerla lei? Proviamo a leggerla, è una cosa molto particolare che parte proprio con la figura di uno dei nostri amici di tutti i giorni. Un gattino, questa mattina giace sull'asfalto ed io corro ancora più veloce, spinto da un impegno. Era solo un gattino. In una curva a gomito, sul ciglio della strada, un appassito mazzo di fiori. Su un dosso un altro mazzo, è testimone di una vita che si è spenta. In un centro abitato, inchiodata ad un albero, la foto di un bambino. Ma io sempre più veloce, corro per non perdere un affare. Era solo un uomo, era solo un bambino. Guardi cosa ha fatto questo bambino, Bellissimo. questo acquarello, tutti spigoli. Mamma mia, ecco guardi, allora guardi, lo rimettiamo in maniera che si possa rivedere e riapprezzare grazie al collega Oscar Civiero che lo ripropone. Agli amici e soprattutto alle amiche che ci seguono da casa, avete colto la profondità delle parole di questa poesia di Antonio Bellò. Avete visto, ci sono delle espressioni che crediamo siano emblematiche di quello che dicevamo, ma io sempre più veloce corro per non perdere un affare. Era solo un uomo, era solo un bambino, cioè addirittura qua il valore della vita, il gatto, il bambino, dunque l'uomo, non hanno più senso, cioè noi andiamo travolgendo tutti quelli che sono i rapporti, le relazioni con gli altri, semplicemente in virtù di un modello di vita che ormai ci ha fatto dimenticare quella che è la relazione tra gli esseri umani. E forse gli animali, chiamiamoli ancora così, animali perché hanno un'anima e ce l'hanno anche profonda, ci possono aiutare come crediamo abbiano aiutato Antonio Bellò, pur dall'alto dei suoi 53 anni di esperienza. Solo che la cosa più bella che ci ha detto il nostro ospite è che i 53 anni sono nulla, nel senso che ricominciano da capo ogni volta che si propone davanti ad uno dei suoi affezionati amici. Noi purtroppo abbiamo concluso, anzi siamo andati anche oltre, l'abbiamo fatto volentieri, ce ne scusino chi ci sta curando dalla regia e chi ci segue da casa. Grazie ad Antonio Bellò, istruttore cinofilo, buon proseguimento per il suo lavoro e chissà che non ci si riveda presto. Grazie. Grazie a voi per... Grazie, piacere nostro, grazie a voi per averci seguito, rimanete con noi, tra poco parleremo di una fabbrica che si occupa della produzione di un articolo molto particolare. A tra pochissimo.